appuntamenti di venerdì 13 giugno, prima edizione di Santa Sportiva, l'evento che trasforma la città in un grande palcoscenico per le società sportive, dando ai giovani e alle giovani la possibilità di cimentarsi in una vasta gamma di discipline. Si svolgerà nell'arco di 4 giornate ai Giardini Amari di Santa Margherita Ligure. Dalle 10 alle 20 sul piazzale del santuario di Sant'Antonio a Chiavari c'è Tesori di Scarto, l'esposizione di capi oggetti di Anfas, del guardaroba cittadino e del magazzino dei mobili. Fino al 14 giugno gli autografi di Napoleone Bonaparte sono in mostra alla Società Economica di Chiavari nell'esposizione a cura di Barbara Bernabò e Maria Simonella allestita nella sala archivi, gli orari di apertura dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Nella sala della Torre Civica di Chiavari c'è la mostra 1930-1970 Campionato del mondo di calcio, visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nella sala consiliare del comune di Camogli c'è la conferenza L'insediamento protostorico del Castellaro di Camogli verso una piena valorizzazione, l'inizio alle 16. La Libreria Paolina, insieme al Servizio per la Pastorale del Tempo Libero, del Turismo e dello Sport e al Comune, promuove la rassegna Estate al Santuario. Alle ore 17 nel Palazzo delle Azzarie di Savona c'è la conferenza sull'arte votiva in alcuni santuari liguri della storica dell'arte Silvia Bottaro, cui seguirà la visita guidata al vicino santuario di Nostra Signora di Misericordia. Alle 18 c'è l'inaugurazione della mostra collettiva di artisti recchesi Luce nella sala Franco Lavoratori di Recco. A Camogli prende il via il Festival del Paesaggio e del Litorale Sale. Alle 18:30 l'inaugurazione di Malerbe, storie disegnate di toponimi, erbacce e fiori di Rebecca Agnes a Casteldragone. All'interno della sagra dei quartieri di Recco, torneo di calcio a 5 nel campetto Valle Verde, l'inizio alle 19. In piazza Sant'Anna Genova c'è il secondo appuntamento della rassegna Musica Sant'Anna. Alle 19 lo spettacolo La leggenda del Santo Bevitore di Econa, Andrea Nicolini e Federico Bagnasco. Alessandro Perissinotto presenta il suo libro La guerra dei Traversa alle 20:30 nella Biblioteca del Mare a Riva di Sestri Levante, incontro organizzato dall'Ampi locale. Al Palazzetto dello Sport di Chiavari c'è lo spettacolo di Predatori Cheerleading e Aerobic Entella al Giro del Mondo in 80 minuti, inizio alle 20:45. Cinema della Resistenza, un percorso narrato sull'epica popolare attraverso film d'impegno civile. L'appuntamento a cura di Daniele Lazzarin è alle 21 nella sala Livellara di Via del Pino a Chiavari.